Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Un uomo, Daniel Albanese, 29 anni, è stato ucciso nella tarda serata di ieri a Drosi di Rizziconi, nella piana di Gioia Tauro. L'uomo era all'interno di una panetteria-rosticceria gestita dalla moglie. È stato affrontato da un killer che gli ha scaricato contro l'intero caricatore di una pistola calibro 9. Poi il sicario si è dato alla fuga, molto probabilmente con un complice. Le indagini dei carabinieri sarebbero orientate nell'ambito di un regolamento di conti tra bande locali. 300 arresti tra la Calabria e il Nord Italia è l'operazione più grande mai eseguita dalle forze dell'ordine contro l''ndrangheta. Tra gli arrestati il capo dei capi dell'organizzazione Domenico Pedisano e Pino Neri, il capo dell''ndrangheta in Lombardia. È stato colpito lo schema organizzativo della mafia calabrese mutuato dalla mafia siciliana. Al vertice le cosche regine che avrebbero tentato di aggiudicarsi appalti e subappalti per l'Expo 2015 e i lavori post-terremoto in Abruzzo. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno ritrovato, insieme ai colleghi di Torino, un quadro del pittore calabrese Mattia Preti. L'opera è stata scoperta da un antiquario in Piemonte con documenti contraffatti, denunciato per riciclaggio. L'opera d'arte sarà presentata al pubblico domani pomeriggio alla Galleria Nazionale del Capoluogo Bruzio, dove sarà custodita. Il Super Enalotto premia un paese di 1200 persone e rende in provincia di Cosenza con un 5+1 da 660.000 euro. Ma nonostante il numero contenuto degli abitanti, il signor Tucci, titolare dell'antica tabaccheria dove la schedina è stata giocata, dice di non sapere chi sia il fortunato. La schedina è stata giocata nel pomeriggio di ieri con una giocata semplice da €1. Intanto nella ricevitoria si festeggia. Antonio Corasaniti, sindaco di Davoli, e Grazioso Manno, presidente del consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per interventi di tutela ambientale e idrogeologica. L'intesa garantirà una migliore qualità dei servizi e la necessaria sicurezza sul fronte del contrasto al dissesto idrogeologico. In pratica è stato messo nero su bianco quello che da tempo il consorzio di bonifica ed il comune di Davoli attuano in piena sinergia. Torna la Notte Piccante, evento che rappresenta da qualche anno il momento clou della stagione estiva catanzarese e che quest'anno sbarca nella rete di Emozioni Italiane, tour operator nazionale specializzato in incoming sull'intero territorio italiano. L'accordo siglato con l'assessore al turismo del comune di Catanzaro permetterà di veicolare il prodotto Notte Piccante attraverso un pacchetto turistico pensato per tutte le esigenze e tipologie di clienti. L'evento Meeting del Mare, che si terrà sabato 17 luglio in piazza Pitagora a Crotone, quest'anno sarà trasmesso su Rai 1 in seconda serata. Promosso dall'ACS in collaborazione con la locale Camera di Commercio e la Regione, vedrà sul palco molti ospiti d'eccezione, a partire dai presentatori Massimo Proietto e Natalia Titova. Saranno premiati anche Milly Carlucci, la cantante Noemi, il comico Alessandro Siani, l'attrice Tosca D'Aquino e il cantante lirico Piero Mazzucchetti. Ad esibirsi anche il gruppo degli Stadio. Inizia la nuova stagione della Regina con molte facce nuove, ben 14 elementi della rosa cresciuti nel settore giovanile Amaranto su un totale di 29 giocatori convocati. La squadra di Lillo Foti oggi comincia il ritiro a Saint Christophe in Valle d'Aosta, puntando quindi decisamente sul vivaio. I giocatori, dopo le visite mediche, hanno ripreso confidenza sul campo. Sul mercato non ci sono all'orizzonte grandi novità.